l'autopsia sul corpo di Alex Marangoni, il giovane trovato morto a Ciano del Montello, diverse lesioni al torace, cranio parzialmente sfondato, il ragazzo colpito da un colpo contundente, non si può escludere nessuna ipotesi. Il delitto di Vincenza Saracino, domani l'autopsia sul corpo della donna, si indaga sulla cerchia di amici e conoscenti, compresi clienti abituali del sexy shop di Preganziol, non si esclude il movente passionale. Ancora violenze di giovanissimi rapinatori, la polizia di Padova ha fermato 4 tunisini di età compresa tra i 16 e i 27 anni, 2 sono già stati espulsi. Musulmani sfrattati dalla moschea di Via Piave a Mestre annunciano di voler ricorrere al Consiglio di Stato, la vicenda diventa un caso. Nuove frontiere della sanità all'ospedale San Bortolo di Vicenza, inaugurati il centro trapianti e la nuova terapia intensiva post-operatoria. Allarme topi nel quartiere San Pio X, roditori avvistati anche nel giardino delle piscine, mamme preoccupate, fatto grave, qui giocano i nostri figli. È arrivato il sì dell'UNESCO, i Colli Ugani entrano nel patrimonio della biosfera e il Veneto diventa la regione più ricca d'Italia di siti UNESCO. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura ancora il caso di Alex, oggi era prevista l'autopsia, l'esito è arrivato pochi minuti fa in redazione. Alex Marangon non si è suicidato, è la conclusione a cui sono giunti oggi i medici che hanno eseguito appunto l'autopsia sul corpo del 25enne barman di Marcon, trovato morto nel Piave dopo aver partecipato a un rituale amazzonico in un'abbazia a Vidor. Sul cadavere del giovane sono state individuate numerose ferite in testa, verosimilmente provocate da un oggetto contundente. L'esame è stato eseguito dal medico legale Alberto Furlanetto, nominato dalla Procura di Treviso, e da Antonello Cirnelli, perito della famiglia della vittima. All'autopsia erano presenti anche i carabinieri. Quindi questo l'esito dell'autopsia, ma noi abbiamo un documento esclusivo che ricorda Alex, il suo sorriso che era stato avvicinato dall'emittente Alto Adige TV nel bar dove lavorava all'inizio della stagione turistica. Sentiamo. Si sta molto bene, c'è un bel clima, la gente inizia a arrivare a Fiumi e dai, ci si diverte in compagnia. Alex Marangon lavorava in questo bar al lago di Caldaro, disponibile solare, non si tira indietro quando vede il microfono dell'emittente Alto Adige TV, ma sorride e risponde con simpatia. Gli occhi gli brillano, tanti sogni nel cassetto, come tutti i ragazzi di 25 anni. Gli piaceva parlare e stare in compagnia, un giovane pieno di vita, come lo hanno sempre descritto i familiari. Questa intervista è stata fatta all'inizio della stagione turistica parlando dell'affluenza e delle prospettive per l'estate. Ci avviamo ad essere belli pieni, c'è già gente appunto in pontile a prendere il sole. La famiglia non riesce a darsi pace, vuole capire perché e come sia potuta accadere una tragedia simile ad un ragazzo che amava la vita e forse voleva provare un'esperienza diversa, forse voleva capire o conoscere meglio se stesso, forse perché quello che è accaduto a quell'evento nell'abbazia di Vidor, intriso di cultura amazzonica e riti sciamanici, nessuno potrà saperlo fino in fondo. Alex è arrivato con qualche conoscente ed ha chiesto subito la strada per poter andare a fare un bagno nel Piave, con quel sorriso che contagiava tutti. Poi la cronaca di quei terribili momenti che ora lasciano spazio solo al dolore. La notizia della tragedia ha raggiunto subito il bar, attoniti i colleghi e gli amici impietriti di fronte ad un dramma che ha ancora troppi misteri. Rimaniamo nel Trevigiano, il delitto di Vincenza Saracino, domani l'autopsia sul corpo della donna a Padova. Si indaga sulla cerchia di amici e conoscenti, compresi clienti abituali del sexy shop di Preganziol. Vengono subito da noi. Una piantina di fiori gialli all'esterno del capannone dell'orrore è quella portata da alcune amiche di Vincenza Saracino in via Malaviste a Canizzano, a pochi metri dal luogo di ritrovamento del cadavere della donna, tra l'erba alta e i rifiuti di quest'area degradata, un'ex officina abbandonata da più di 20 anni. Adagiata a terra, la donna era vestita con gli abiti che indossava al momento della scomparsa, martedì pomeriggio. Nelle prossime ore sul corpo della cinquantenne trevigiana, originaria di Molfetta,
bicicletta sarà effettuata l'autopsia all'Istituto di Medicina Legale di Padova da parte del professor Claudio Terranova. Se non ci sono dubbi sui 2 fendenti al collo e alla mascella, resta da chiarire se Vincenza sia stata trascinata in questo capannone diroccato contro la sua volontà o se avesse un appuntamento, una pista quest'ultima che gli inquirenti stanno approfondendo sia con l'aiuto delle telecamere disseminate nell'area sia attraverso la rubrica e la messaggistica del cellulare recuperato tra gli effetti personali nel teatro della mattanza. Rilievi sono in corso anche sulla bicicletta rinvenuta in un cespuglio a ridosso della stradina che porta il capannone a pochi centinaia di metri dall'abitazione della donna. Difficile essere trasportati in pieno giorno in un luogo del genere. In via Malaviste ci sono anche delle ville e delle case a schiera di pregio dotate di videosorveglianza. La strada, per quanto secondaria, è attraversata dalle auto, spesso usata come scorciatoia. La sera del rinvenimento del cadavere nessuno tra i residenti ha riferito di aver sentito rumori o urla nelle precedenti 24 ore. Ha visto l'arrivo dei carabinieri e basta? Sì, mi hanno solo domandato se avevo sentito qualcosa stanotte. E lei ha sentito qualcosa? Niente, da ieri pomeriggio a oggi niente. Insomma, forse Vincenza è arrivata qui in maniera autonoma e consapevole, trovando quello che poi si è rivelato essere il suo killer. Anche per questo si indaga sulla rete di relazioni della donna, compresi i clienti abitudinari del sexy shop di Preganziol, gestito dal marito e dove lavorava da tanti anni, facendo il tragitto casa-lavoro sempre in sella alla sua bici elettrica e sempre con gli stessi orari e con gli stessi piccoli riti della quotidianità. Il pacchetto di sigarette, il caffè al bar, la spesa lì per Lando, le cui telecamere potrebbero fornire dettagli ulteriori. Magari la donna ha avuto un contatto con il suo carnefice già tra gli scaffali del supermarket, anche solo un saluto o un cenno. Non si esclude che il killer abbia poi seguito Vincenza lungo il percorso tra le campagne che da Preganziol portano verso Canizzano, attraversando l'abitato di 7 comuni. Sullo sfondo quindi potrebbe esserci un movente di natura passionale, uno spasimante non corrisposto, una richiesta di chiarimento, un semplice incontro poi divenuto un incubo. L'autopsia stabilirà se sul corpo della donna ci siano ulteriori segni di violenza meno visibili o di natura sessuale e se la morte sia sopraggiunta per dissanguamento o soffocamento. Di certo una fine atroce ancora avvolta dal mistero. La cronaca dalle strade del Veneto è notizia di poco fa, leggiamo un'agenzia, una donna è morta e un uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla statale 12 tra Peri e Dolcè in Val d'Adige nel Veronese, nel quale sono rimaste ferite altre 2 persone. Il sinistro ha coinvolto 3 mezzi, una moto che si è scontrata con un'auto che poi è andata a sbattere contro un camion. La donna che viaggiava sulla moto, una cittadina della Repubblica Ceca, è morta sul colpo, mentre il conducente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Verona. Ricoverate all'ospedale Negrar di Valpolicella altre 2 persone che viaggiavano nell'auto. E ancora nel Veronese era in sella alla sua bicicletta Nicolas Burchiellaro lungo la statale 48 tra Vigo di Fassa e Soraga, quando verso le 15 di oggi è uscito di strada facendo un volo di circa 2 metri che gli è costato la vita. È morto dopo 2 giorni di agonia all'ospedale Santa Chiara di Trento il 17enne originario di Sanguinetto in provincia di Verona, appunto, che proprio in questo periodo stava svolgendo uno stage alla struttura alberghiera in Val di Fassa. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorsi che lo hanno portato d'urgenza in ospedale. Non un caso isolato quello di Nicolas, perché risale solo allo scorso 9 maggio l'incidente mortale sulle strade trentine che ha coinvolto il 16enne Matteo Lorenzi. Quindi ancora sangue sulle strade del Veneto. Noi ora ci spostiamo con la cronaca nel Padovano, ancora violenze di giovanissimi rapinatori. La polizia ha fermato e rinviato a giudizio 4 tunisini di età compresa tra i 16 e i 27 anni, 2 di quali sono già stati espulsi. Ti spacco la faccia, ti sparo, poi la violenza, l'autista della vettura, una donna di 74 anni, scaraventata a terra, poi la fuga con il mezzo rubato. Una scena che sembra quella di un videogioco violento, invece è successa a Padova lo scorso 21 novembre. Protagonista, un 16enne tunisino fuggito con l'auto, ritrovata un giorno dopo, abbandonata dopo aver provato insieme ad un connazionale, chiedendo aiuto per spingerla, anche in questo caso insultando e minacciando una donna. La sera del 9 dicembre lo stesso copione, insulti, violenze, minacce e il furto di una vettura.
La polizia di Padova è però riuscita a rintracciare una banda di tunisini di età compresa tra i 16 e i 27 anni, già noti alle forze dell'ordine. Ad incastrarli le telecamere di sorveglianza che li riprendono mentre compiono le rapine, oltre alle impronte digitali ritrovate nei mezzi rubati. Tutti e 4 sono stati rinviati a giudizio. In attesa di giudizio sono stati arrestati anche per vicende legate allo spaccio. 2 sono già stati espulsi dall'Italia. Nel veneziano ora i musulmani sfrattati dalla moschea di Via Piave annunciano: ricorreremo al Consiglio di Stato. Faremo appello al Consiglio di Stato e crediamo fermamente che questa sentenza sarà annullata. I musulmani dell'associazione Ittihad non ci stanno e contro lo sfratto per motivi di sicurezza del TAR dalla moschea di Via Piave a Mestre annunciano ricorso. Lo fanno all'ombra dei grossi rami degli alberi del Parco Piraghetto, sempre a Mestre, per la preghiera del Jum'at, cioè del Venerdì Santo, l'equivalente della Domenica Cristiana. Sentenza questa del TAR che innalza muri, così nel corso della preghiera odierna. Una sentenza che ha profondamente ferito i cittadini musulmani, la società civile e tutti coloro che credono nella libertà religiosa. Riteniamo che questa sentenza sia politicamente influenzata e dimostri un atteggiamento anti-islamico. Sotto lo sguardo attento e vigile delle forze dell'ordine, poco distanti, almeno 1 migliaio di musulmani mestrini veneziani ritrovatisi al Piraghetto. Lo faranno ogni venerdì dalle 13 circa, in attesa di ricevere una risposta dal Consiglio di Stato, attesa, visti i tempi della giustizia, per la quale sarà da pazientare e non poco. A Vicenza ora, quartiere San Pio X, invaso dai topi, si moltiplicano le segnalazioni dei residenti. Allarme topi nel quartiere San Pio X, aumentano le segnalazioni dei cittadini. Oggi alcune mamme hanno documentato la presenza di roditori all'interno delle piscine comunali. Ho visto e io ho fatto il video a questi topi dentro la piscina, che non si trova solo ed esclusivamente all'interno della piscina, ma in tutto il quartiere. E mi sono allarmata. Ovviamente la piscina è gestita per i centri estivi, quindi i bambini vengono qua e sono preoccupata. Sono nonna, sono preoccupata, ma non solo per i bambini, anche per noi del quartiere. Non è che capita tutti i giorni vedere dei topi in piscina, anzi è una cosa che a dire la verità qua a San Pio X non avevo mai visto prima. Quanti erano? Quanto erano grossi? Beh, erano grandi così, topolini. L'allerta per questa presenza inquietante ha indotto alcuni genitori a non mandare i propri figli ai centri estivi organizzati qui. Certo, non sono venuti molti bambini, i ragazzi oggi, ma anche mio figlio non voleva venire per questo, quindi per protezione dei nostri ragazzi, dei bambini, dei centri estivi, di tutto, bisogna fare qualcosa, insomma, una soluzione, anche perché di notte cosa fanno? Vanno in acqua? E dopo fanno anche i bisogni, portano malattie. Sì, è preoccupante e a me fortunatamente non è capitato, però credo che se delle mamme hanno foto e video forse è il caso di approfondire da parte dell'amministrazione. I responsabili della gestione dell'impianto assicurano di aver effettuato la regolare disinfestazione, che andrà comunque rinforzata. La situazione è sotto controllo, abbiamo agito tempestivamente e adesso monitoreremo costantemente e garantiremo anche un'igiene ancora ulteriormente potenziata in modo da evitare anche qualsiasi tipo di rischio per i bambini. Insomma, questa paura, secondo lei ingiustificata di questi genitori? È ovvio che come si sente al topo tutti corrono perché fa una certa impressione, però purtroppo c'è la campagna qui, io penso che siano topi di campagna che si avvicinano. Mi è stato segnalato che in tutto il quartiere di San Pio X da qualche mese a questa parte c'è proprio una vera invasione di topi e pantegane, quindi la cosa è stata già segnalata al sindaco. Io ho richiesto che venga fatto un'azione di pulizia profonda, perché il problema è anche proprio la pulizia del quartiere di per sé, quindi adesso aspettiamo delle risposte perché la situazione comunque è grave anche a livello igienico-sanitario. Ancora a Vicenza, ma per parlare di sanità, inaugurato stamattina al San Bortolo il nuovo centro trapianti e la nuova terapia intensiva post-operatoria.
Concluso all'ospedale San Bortolo il doppio intervento per migliorare gli standard tecnologici e assistenziali del valore di 2,7 milioni di euro in 2 ambiti, il nuovo centro trapianti e la nuova terapia intensiva post-operatoria inaugurati oggi. Un centro trapianti che esegue attualmente 50 trapianti di rene. È un centro trapianti che è stato, come dicevo, ristrutturato secondo gli standard e i requisiti nazionali sia organizzativi che funzionali, è dotato di 4 posti letto di semi-intensiva, è dotato inoltre di una stanza di accoglienza al paziente e di una sala per la terapia. Progetti diversi e complementari, uno che punta a supportare la tradizione nell'ambito trapiantologico. A Vicenza il primo trapianto di rene è stato svolto 36 anni fa e da allora, a dicembre 2023, sono stati effettuati complessivamente 1080 trapianti. Dall'altro lato è stata rinnovata la terapia intensiva post-operatoria per garantire l'assistenza intensiva ai pazienti sottoposti agli interventi maggiori. Nel 2023 la terapia intensiva post-operatoria ha accolto 840 pazienti, dato destinato ad aumentare in futuro grazie alla disponibilità di 3 posti letto in più. Oltre al centro trapianti abbiamo inaugurato anche la nuova tipo, la terapia intensiva post-operatoria, che è dotata di 8 posti letto. L'attuale terapia intensiva ne ha 5 e quella nuova è stata comunque effettuata secondo appunto livelli qualitativi, di standard qualitativi molto elevati, una tecnologia di ultima generazione, è dotata di 8 posti letto ed è anche dotata, questa è una sicuramente novità, di un posto letto dedicato a pazienti immunodepressi e quindi isolato. Oggi il sì definitivo, i Colli Euganei sono patrimonio UNESCO. This is Colli Euganei Biosphere Reserve in Italia. Pouvons-nous approuver cette nouvelle désignation? Il Parco Colli Euganei è stato riconosciuto riserva mondiale MAB UNESCO. La decisione, salutata da un lungo applauso, è stata presa all'unanimità dai delegati dei 35 Stati membri del Consiglio intergovernativo in rappresentanza degli oltre 180 Stati parte del programma MAB dell'UNESCO. Il verdetto ad Agadir in Marocco, dove era presente l'assessore regionale Cristiano Corazzari e il presidente dell'ente Parco Colli Alessandro Frizzarin. The long journey began back in 1971. Il lungo viaggio verso questo riconoscimento è iniziato tanto tempo fa, nel 1971, con la legge che ha istituito il Parco Colli, ha detto Frizzarin emozionato. La rete delle riserve mondiali MAB UNESCO si compone di 748 siti in tutto il mondo, di cui 20 in Italia, luoghi vivi e unici in cui è possibile assicurare uno sviluppo ecocompatibile e un ambiente vivibile tutelandolo dall'urbanizzazione. Il Parco Colli è un territorio fragile, messo a dura prova anche dai cambiamenti climatici. La festa nei 15 comuni padovani, mentre ad Agadir arrivava l'annuncio. Un territorio che ricordiamo ha delle eccellenze enormi, come dicevi, dall'enogastronomia, ricordiamo i vini, ricordiamo il discorso ad esempio delle alte peculiarità, per cui ad esempio l'olio di oliva, per cui i prodotti enogastronomici locali, ricordiamo il discorso delle sensorialità legate alle trattorie e agli agriturismi che sono presenti nel territorio, veramente un percorso di eccellenza. Abbiamo dal punto di vista attrattivo una serie di viabilità, piste ciclabili, dei percorsi che veramente le persone apprezzano e vivono quotidianamente all'interno del nostro territorio. Vi dico solo che dal post-Covid noi praticamente abbiamo triplicato le presenze in questo territorio. La riserva MAB UNESCO dei Colli Euganei è il più grande bacino termale d'Europa con una superficie di 23 km quadrati. Per i colli si aprono ora nuovi scenari pronti ad un progetto di promozione e sviluppo del territorio. È un grande riconoscimento per un territorio, un'area, 15 comuni che ci hanno creduto in questo percorso, in questo progetto, per avere un marchio che ha una visibilità a livello universale, a livello internazionale, un marchio di protezione, un marchio di tutela, ma soprattutto un marchio che identifica una comunità, un territorio anche sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto paesaggistico, ambientale, ma anche un marchio che rappresenterà un volano per il turismo a livello mondiale. Con il risultato di oggi il Veneto arriva a 18 riconoscimenti UNESCO, conquistando il record nazionale. 9 siti patrimonio materiale, da Venezia a Verona, da Vicenza a
Padova dalle Dolomiti a Conegliano e Valdobbiadene. 5 patrimoni immateriali, l'arte delle perle di vetro, il toccatì, la transumanza, muretti a secco e l'opera lirica, e 4 riserve MAB, il Po Grande, il Delta del Po, il Monte Grappa ed ora i Colli Euganei. Vediamo allora con questo riconoscimento l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Subito dopo di noi il meteo. Vi ringrazio per l'attenzione e per essere stati con noi. Una buona serata, arrivederci.